Martini, buongiorno, io sono l'avvocato Naso e sono il difensore di Carminati. Sì, buongiorno. Senta, intanto mi deve chiarire una curiosità, perché nonostante io non ero presente al suo precedente esame e quindi di questo ovviamente tenga conto, perché potrei chiederle delle cose che ha già detto. Sì. Però ho letto le sue sommarie informazioni e non ho ancora capito quale attività di lavoro lei svolge effettivamente o svolgeva. Svolgevo, il tempo fa facevo... Si può avvicinare al microfono? Al microfono, tempo fa io svolgevo l'attività di imprenditore perché costruivamo in Toscana con una società, la Balzana, che dopo è andata male, dopo la crisi... In quale campo? Prego? In quale campo della imprenditoria? Signor Manattini, però parli al microfono, parli al microfono, altrimenti non Costruzioni. Costruzioni? Sì. Come si chiamava questa Balzana, SPA. E da quando a quando lei ha gestito questa Diciamo dal 2004 fino a poi quando è andata male nel 2008. E prima cosa faceva? Prima ancora io aiutavo mia moglie che fa i mercati sull'abbigliamento. Come faccio sua adesso? moglie, scusi? Fa i mercati sull'abbigliamento? I mercati Abbigliamento. di abbigliamento? Sì. Come faccio ora? Come fa ora? Sì. E quindi 2004-2008 la società è andata male. Dopo che cosa ha fatto? Dopo sono stato un periodo senza lavorare, manteneva mia moglie. Dopodiché ho ripreso a fare i mercati di abbigliamento. I mercati, che vuol dire? Che andate nei mercati a vendere della Sì, merce, andiamo questo? sì. Proprio nel senso di mercato? Sì, proprio mercato. E questa attività l'ha fatta dopo il 2008? Dopo il 2010. Dopo il 2010? Sì. Ma aiutando mia moglie, non in proprio. Ma questa attività si svolge ogni giorno in una piazza diversa, diciamo? No, ogni fine settimana in una piazza diversa, sì. Ogni fine settimana? Sì, oppure dei periodi lunghi, dipende dal periodo. Dipende dal periodo. Sì. Lei ha detto, e questi sono i lavori che lei ha fatto nella vita? Non ne ha fatti altri? No, io ne ho fatti altri, da quando sono nato ne ho fatti diversi. Ho fatto raccoglitore di ciliegie, ho lavorato in banca, ho lavorato vendendo delle pietre dure per un parente che avevo... Vendendo, scusi? Vendevo delle pietre dure... Pietre dure? Sì, per un parente che avevo nel Pisano. Poi ho aiutato uno zio che avevo in Sardegna sui ristoranti, queste cose qua, ne ho fatti diverse. Senta, e questa impresa di costruzioni dal 2004 al 2008, con quali mezzi l'aveva messa in piedi? Con? Quali mezzi economici? Beh, io avevo eravamo in quattro soci, c'era un socio che era quello finanziatore e ce n'erano 3 che lavoravano nell'ambito dell'impresa, insomma. Ah, quindi un socio era il finanziatore, sì. Quindi i soldi ce li ha rimessi questo socio, il sì, ci ha rimessi lui, ma abbiamo chiesto anche dei finanziamenti bancari dove eravamo coinvolti tutti, insomma. Ecco. E l'esposizione che è conseguita a questa impresa andata male qual è stata per quanto la riguarda? Per quanto mi riguarda è stata notevole perché abbiamo avuto dei problemi su quanto riguarda una costruzione fatta a Monteriggioni, Siena, insomma sarà stata sui 700-800 mila euro per quota. Per quota? Nei confronti della banca. Cassa di risparmio di Volterra e Monte dei Paschi di Siena. Cassa di risparmio? Di Volterra e Monte dei Paschi di Siena. E lì a che cosa avevate avuto? Degli affidamenti? Degli affidamenti, sì. E sulla base di quali garanzie? Le garanzie le dava la costruzione stessa, dove veniva fatto finanziamenti a stato d'avanzamento. Dopodiché una parte di queste costruzioni sono state sequestrate dal comune di Casole Valdelsa, poiché c'era stato costruito un laghetto del quale noi avevamo anche l'autorizzazione,
però l'ufficio comunale di Casole Valdelsa, per quanto riguarda l'urbanistica, è stato messo sotto inchiesta, sono state messe sotto sequestro tutte le autorizzazioni dell'ultimo anno, mi sembra, ora posso anche sbagliare, che aveva dato, e tra queste c'era anche la nostra. Ma è stato messo sotto inchiesta l'ufficio tecnico del Comune per cosa? Per corruzione dei suoi... Non ho la minima idea, però penso di sì. Come dice? Non ho la certezza, però penso di sì. Pensa di sì. Quindi anche la vostra costruzione è stata sequestrata in relazione a questa è stata vicenda? sequestrata in base a questo laghetto che noi avevamo chiesto l'autorizzazione, però avevamo già costruito e Senta, lei ha detto che ha conosciuto Roberto Lacopo nel 2008, è così? Se non posso sbagliare un anno, non me lo ricordo. Sì. Il periodo era quello. Parlando di cose assolutamente sì. Di 10 anni fa è ovvio che non possiamo pretendere la... Assolutamente sì. E lei ha detto che l'aveva indirizzato da Lacopo un tizio che aveva conosciuto, si ricorda come si chiama? Si chiama Manuelo di nome. Non vorrei errare, però mi sembra Monteriggioni. Questo ha detto lei nella fase delle indagini preliminari, Monteriggioni Manuelo. Esatto. Che lei era un suo conoscente, un suo amico? Sì, no, avevamo i bambini a scuola insieme. Avevate i bambini a scuola insieme? Sì, all'Asisio. E come l'ha indirizzata da Lacopo? E per cosa? Perché io ho chiesto se conosceva qualcuno che mi potesse cambiare senza interessi degli assegni, perché avevo necessità di monetizzare, in quel periodo non avevo soldi, e mi ha portato da Roberto, perché ma solo ed esclusivamente perché loro avevano sempre contante, visto la grossa mole di lavoro che aveva, e Roberto non mi ha mai preso un euro di interesse. Quindi quando lei dice cambiare assegni, che cosa intende? Che lei dava un assegno semmai postdatato di 10, 15, 20 giorni. Esatto. E Lacopo le dava il contante portato dall'assegno. Esatto. È così? Assolutamente sì. È così. Senza, lei ha detto, senza pretendere nulla. Per quanto riguarda Roberto Lacopo... Roberto, stiamo parlando di Roberto. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Senta, questo cambio assegni... Sì. Per quanto tempo si è protratto e che importi avrà assunto? All'inizio erano pochi. Erano? All'inizio erano pochi, poi è sempre andato aumentando, anche perché io mi ero rivolto ad altre persone nel frattempo e avevo bisogno di liquidare anche gli interessi che queste altre persone mi chiedevano. Insomma. Ecco. Quindi questi erano assegni suoi? Miei o di gente che me li dava e io monetizzavo. Sì. E lei monetizzava? Sì, assolutamente. Quindi diciamo che lei si è rivolto a Lacopo per fronteggiare i suoi debiti? L'emergenza di liquidità che non avevo. Ma scusi, come li otteneva questi assegni? Perché lei ha detto che fino al 2008 aveva l'impresa di costruzioni, dal 2010 ha fatto l'attività di venditore di abbigliamento, dal 2008 al 2010 l'ha mantenuta sua moglie. Sì, esatto. E allora quali... Questi assegni qua era gente che mi cercava di aiutarmi, magari mi dava un assegno a 20 giorni, 30 giorni, e io che andavo a monetizzare, tutto lì. Quindi erano piccole somme? Sì, non era, all'inizio, ripeto, non erano somme importanti. Anche perché io non ho mai avuto necessità di essere importante, se non quando mi sono trovato che rivolgendomi a persone mi prendevano interesse, aumentava sempre, è sempre aumentato l'esposizione, ecco, tutto lì. No, sa perché glielo dico? Perché lei nelle sommarie informazioni che ha reso il 28 di gennaio del 2015 ai Carabinieri, cioè la prima volta che è stato sentito dai Carabinieri. A proposito, come è stato convocato lei? Sono stato convocato con una
come si chiama, notifica. Con una notifica? Assolutamente sì. Non con una telefonata? No, una notifica. Una notifica dove mi dicevano dove presentarmi e mi sono trovato... Si ricorda dove si è presentato? Sì, in via Vibo Mariano. Via? Vibo Mariano dei Carabinieri. Allora, le dicevo, lei in quelle zitte, in quelle sommarie informazioni testimoniali, Sì. ha detto: non so indicare con precisione quanti assegni ho cambiato presso il predetto distributore, ma la somma totale dovrebbe essere di qualche centinaia di migliaia di euro. Lei non mi sta parlando, mi scusi avvocato, non mi sta parlando dell'inizio, lei mi sta già parlando che eravamo già arrivati avanti lì con... Allora, guardi, è la prima risposta che lei dà, la prima domanda che Sì, le perché fanno. forse mi è stato chiesto quanti... io parlavo dalla data che mi hanno sentito a quando io ho iniziato a frequentare il distributore. La prima domanda che le fanno è: signor Manattini, ha mai frequentato la stazione Eni sita in Roma, Corso Francia, angolo Vio Pecchio? E lei risponde: ho iniziato a frequentare il distributore, eccetera, dall'anno 2009, poiché, trovandomi in forti difficoltà economiche, su indicazione di tale Monteriggioni Manuelo, mi recavo presso il predetto distributore per cambiare svariati assegni. Punto. La frase immediatamente successiva: non so indicare con precisione quanti assegni ho cambiato, ma la somma totale dovrebbe essere di qualche centinaia di migliaia di euro. Quindi sembra che lei risponda proprio al periodo iniziale del contatto con la... Lì non mi hanno chiesto in questo periodo all'inizio lì mi hanno chiesto quanti assegni ha cambiato da quando lei frequenta il distributore. O così l'ho interpretata io, non so. Non è proprio come dice lei, perché le hanno chiesto solo se c'è se lei qualcosa frequentava questa stazione Eni, e lei nel rispondere sulle ragioni della frequentazione ha dato la risposta che le ho letto. Comunque va bene. No, se mi vuol contestare qualcosa, avvocato, me lo contesti e me lo dimostri. Io la domanda che mi hanno fatto è stata quella e io ho risposto. Dimostrare non sono in condizioni. Le posso contestare quello che leggo nel verbale di SIT è la cosa che ho appena fatto. Senta, questo cambio assegni diciamo di favore, di cortesia, si è portato nel tempo quanto? Dunque, per quanto riguarda Roberto, stiamo parlando di Roberto. No, io le dico di Roberto, non me lo ricordo, ma all'inizio era solo lui, quindi dopo, perché anche Roberto si è trovato in difficoltà. Dopo, scusi, quanto tempo? Non lo ricordo. Non è in grado, no, pensavo di non avere sentito io, scusi avvocato. No, pensavo di non avere sentito perché si gira. Dopodiché, quando Roberto mi ha detto io non posso più senza guadagnare, ripeto, una lira, un euro, gli ho detto ti puoi rivolgere ad altre persone per cortesia, per vedere, ma queste persone magari ti chiedono degli interessi, e dopo è iniziato la mia Del resto lei già li pagava gli interessi ad altri? Sì, io li ho pagati qualche volta, però quando io potevo andavo da Roberto dove non pagavo interessi, dove quando chiedevo favori mi venivano fatti, eccetera. Certo, ma voglio dire, le sue esigenze economiche nascevano dal fatto che lei era assolutamente indebitato e doveva pagare interessi. Certo. E quindi non sa dire per quanto tempo si è protratta questa... Io guardi, posso dire fino a poco prima, ma non direttamente da Roberto, poco prima che l'arrestassero, insomma. Quindi fino a poco prima che arrestassero Roberto, io mi sono rivolto... Le cambiava assegni senza chiedere... No. Fermo, avvocato, perché se no io e lei non ci capiamo. Se lei vuol parlare solo di Roberto, allora io le lo dico. Ultimamente Roberto
faceva fatica a cambiarli perché era in difficoltà economica, così mi diceva lui. Quindi io sto parlando di Roberto, guarda. Io, se lei mi parla di Roberto, mi ha sempre cambiato senza prendermi un euro, è sempre stato gentile con me e non mi ha mai chiesto niente. Dopodiché sono stato io e sotto sua controindicazione, perché mi ha detto guarda ti vai a mettere nei guai perché dopo devi pagare, ma quando uno si trova in un momento di disperazione si rivolge anche, ho fatto cose che sono nei confronti dei miei figli da vergognarsi, insomma. Senta, ma lei è la prima volta che si è trovato coinvolto in una vicenda del genere? Vicenda del genere in che senso, mi scusi? In una vicenda che ha interessato l'autorità giudiziaria? No, l'autorità giudiziaria no, io mi sono ritrovato coinvolto nell'autorità giudiziaria nell'87 a Modena, quando lavoravo in banca. E beh, che esperienza ha vissuto? Brutta anche lì, non certo. Sì, sia più esplicito. Sì, è stato che sono stato coinvolto. A Modena? Sono stato coinvolto in un'appropriazione indebita mentre lavoravo in banca. Dell'importo di? Lì si parlava allora c'erano le lire, si parlava di 7 miliardi. È stato coinvolto quindi in un'appropriazione indebita per 7 miliardi. Sì. Senta, lei e chi altri? Prego? Lei e chi altri o solo lei? No, ufficialmente solo io. Poi, lei come ha fronteggiato questa situazione? Io non ho fronteggiato nessuna situazione, sono stato incriminato, poi dopo è svenuta. Quindi coinvolto vuol dire che è stato incriminato? Assolutamente allora, sì. le hanno contestato il reato di appropriazione indebita. Esatto. 7 miliardi, l'hanno arrestata per caso? Assolutamente sì. Dal 2 di giugno dell'88 fino al 2 di settembre dell'88. Da giugno a settembre è stato detenuto. 3 mesi, sì. E quindi poi l'hanno mandata via dalla banca? Assolutamente. Senta una cosa, e poi è stato condannato per questo reato? 3 anni e 7 mesi. 3 anni e 7 mesi. In primo grado, 3 anni e 7 mesi in secondo grado, 3 anni e 7 mesi in Cassazione. Quindi è diventata definitiva e ha scontato la pena o comunque gliel'hanno condonata? Che è successo? No, è venuta l'amnistia il 28 di gennaio dell'89. Il 28 ottobre, non mi ricordo di preciso, però l'amnistia dell'89. Va bene. E questa è l'unica esperienza che lei ha? Di condanna, sì, io non ho avuto condanne. Non ha avuto altre condanne? Non mi sembra. Non mi sembra? Io non ho mai. Se la sa lei me la dica. No, non la so io, la sanno i carabinieri. Me la dica. Che scrivono che lei avrebbe avuto dei procedimenti penali per assegni a vuoto, truffa. Io ho avuto assegno a vuoto, truffa, me lo dica lei se io ho avuto un falso. Aspetti che adesso glielo leggo, Sì. Sì, so tutto, un secondo, adesso lo trovo. Ecco, questo. Settembre 2015. Secondo. Sì. Scusi, Presidente. Prego, avvocato. Prego. Allora, con semplicità possiamo produrre il certificato penale e i carichi pendenti, se vuole, avvocato. Lei è sempre perfetto. L'ho anticipata? Quindi siete d'accordo per produrre? Sì. Allora, con la
nota informativa 144/1 del 21 giugno 2013, Sì. i carabinieri del ROS dicono che lei è nato il 19/10/53, Sì, signore. avrebbe precedenti per truffa, emissione assegni a vuoto, possesso ingiustificato di valori, articolo 71, legge stupefacenti, produzione e spaccio, la vecchia legge. Io spaccio stupefacenti? Io le sto leggendo. Sì, Furto... io ho avuto un processo avvocato per questo. Prego? Ho avuto un processo io? No, io le sto dicendo che ha avuto precedenti per come riferiscono i carabinieri. Io Lei no, un adesso attimo. mi risponde e corregge. Avvocato, chiedo scusa, ma sarebbe bene precisare a quali precedenti devi fare riferimento. Precedenti di Io non ho. polizia. Precedenti di polizia giudiziaria, quindi processi non ce ne sono mai stati, questo è un No, dato di fatto. se ha prodotto un Se mi certificato penale, Il certificato penale potrà... reati contro il patrimonio e non Mi violazione. risulta solo quel precedente. Che Io ho indicava. quello di La precedenti come truffa è processo. l'emissione di assegno senza provvista. Vabbè, e allora richiami i ROS che facciano le informative più correttamente. Io proprio non... Gli errori sono... No, siccome io non sono un estimatore dei ROS in questo processo e l'ho dimostrato ampiamente, questa è l'ennesima riprova che non hanno lavorato bene. Precedenti di polizia. Vabbè, quindi lei non lo sapeva questo? Assolutamente no, perché Non lo no. sapevo. No, Vabbè. che io ho avuto dei assegni protestati, questo sì. Certo. Grazie. Senta, riprendiamo l'esame di quello che vi stavo guardando. Eccolo qua. Poi alla fine lei ha conosciuto il padre di Roberto. Dopo. Dopo quando? Lo può collocare nel tempo, nell'anno almeno? Ma io l'avevo, guardi, è stato quando Roberto non poteva più farmi questi favori che si è rivolto, mi ha detto guarda ti mando io da mio padre. Chiarendole che però in questo caso forse sarebbe andato incontro alla Lui non mi ha richiesta. chiarito nulla, lui ha detto semplicemente andare da suo padre, poi dopo è stato suo padre a chiedermi. Ah, ecco. Quindi non le aveva detto guarda che però ti mettono gli interessi. No, lui mi ha detto guarda io se posso potrei anche provare a sentire da altre persone, ma se ti chiedono gli interessi cioè ma come detto di non... Anche perché lei credo che si sia rivolto anche a un'altra persona, oltre che al padre di Roberto Lacopo, a Giovanni Lacopo. Mi dica lei il nome? Lara Ettore? Sì, quello sempre nell'ambito del Sì, distributore. però è un'altra persona. Sì, ma lei non mi ha chiesto se mi sono rivolto soltanto, io le rispondo a quelle domande che mi fa. Sì. Senta, e quindi alla fine lei quanti soldi ha ricevuto dal signor Giovanni e da Lara Ettore e quanti ne ha restituiti? Come ho detto l'altra volta quando sono stato interrogato, io non ho idea di quanti, perché non è che io sia andato lì a chiedere 100.000 euro, 200.000 euro, eccetera. Io in molteplici situazioni mi è stato dato 5.000, 10.000, 15.000, 5.000, 10.000, dopodiché io ero arrivato al punto di chiedere aiuto per poter poi sostenere questa situazione. Insomma. Senta, ma lei ha detto sono stato mantenuto da mia moglie. Sì, Sua moglie lavorava, era in condizioni di sempre nei mantenere... mercati. Che cosa faceva? I mercati, l'abbigliamento. E con i mercati di abbigliamento era in condizioni di... Di darmi da mangiare sicuramente, No, se no darle da mangiare, d'accordo, ma e mantenermi ha solo su questo? su che Non le ha cosa? dato un sostegno economico? Sì, mi ha dato sostegno economico quando lei poteva permetterselo per quello che avevano venduto in Russia. Mi ha aiutato a pagare svariate decine di migliaia di debiti.
Quindi sua moglie era benestante? Tutto documentabile, avvocato. Prego? Tutto documentabile, avvocato. Sì, ma guardi, non sto qui per fare le trappolette, per far conoscere al Tribunale quello che noi conosciamo. Sì, ma ne abbiamo già parlato anche l'altra volta, non è? Lei non ma c'era, io non c'ero e c'è un controesame. Queste sono regole un po' folli, ma lei non se ne preoccupi. Assolutamente. Quindi le dicevo, sua moglie era benestante in Russia? Sì, non stava male, sì. E lei ha parlato di partecipazione alla proprietà di una clinica privata, è così? Una clinica privata e anche all'estrazione di materie prime in Siberia. Quindi estrazione di materie prime. Sì, non so se aveva l'1 o 2% su quelli. Comunque era in condizioni tali da poterla aiutare. Assolutamente. E per esempio non ha pensato di offrire garanzie di questo genere tramite sua moglie alle banche? Ma queste sono garanzie, cioè garanzie in che senso? Di quei soldi? Fideiussione. Io infatti mia moglie era proprietaria di un appartamento a Modena e abbiamo dato quello in garanzia alle banche. È tuttora in garanzia alle banche. Quindi i suoi problemi non si sono risolti ancora? Totalmente no. Va bene. Senta, leggendo le sue dichiarazioni precedenti, sì. Io fatico a collocare nel tempo questo rapporto che lei ha avuto con Giovanni Lacopo tramite Roberto e con... Sì. Sembra che questa cosa cominci, secondo i suoi riferimenti, nei primi mesi del 2013, è così? Prima. Primi? Secondo me sì, perché nel 2013 a me è successo nel settembre del 2013 un incidente e mi ricordo che facendo riferimento a una data certa che è quella dell'incidente era anche nel 2012 forse quindi rispetto a settembre 2013 un anno prima? Anche due. Anche due? Sì, secondo me. Quindi lei corregge quello che ha detto nel corso ma guardi, anche lì si può constatare che alcuni assegni che io ho dato al signor Giovanni Lacopo sono stati incassati, quindi si può vedere i primi assegni sono stati incassati. Lo so, si può vedere, ma questo lei lo ha detto a chi l'ha interrogato? No, perché non mi è stato chiesto, mi è stato chiesto se ricordavo e io ho detto quello che è trascritto lì, insomma. Ecco. Quindi non le hanno chiesto per esempio il suo numero di conto corrente per verificare? Il mio numero di conto? O quelli dai quali lei traeva gli assegni, quelli di sua moglie, eccetera? Sì, quelli credo, non lo so, credo di sì, però io ho dato anche indicazioni sulle banche dove sono tuttora aperti quelli di mia quindi cognata. lei ha indicato questi? Assolutamente sì. Le risulta che abbiano fatto indagini per verificare? Questo lo deve chiedere a chi fa le indagini. Senta, lei con che frequenza stava al distributore di Corso Francia? Beh, io abitando a circa 2 chilometri da lì e passando sempre tutti i giorni a Corso Francia, diciamo un giorno sì, un giorno no, mi fermavo a salutare Roberto anche solo ed esclusivamente per 2 chiacchiere, oppure la domenica quando lui era lì da solo. Per fare 2 chiacchiere. Ma lei era anche io non andavo al distributore soltanto ed esclusivamente per chiedere i soldi, andavo anche per salutarlo, per far benzina quando potevo, delle volte me l'ha pagata lui, quindi me l'ha offerta lui, diciamo. Quindi insomma nei suoi confronti si è mostrato sempre generoso? Più di generoso. Più di generoso. Sì. Però non mi ha risposto, ma tutti i giorni lei ci passava quasi tutti i giorni? Avvocato, non mi può fare, gli ho detto magari un giorno sì, un giorno no, ma se lei mi dice quanto passava, io più di dirle così cosa le devo rispondere? Il giorno tale, all'ora tale? No. Non mi ricordo neanche, faccio fatica a ricordare quello che ho fatto la scorsa settimana.
Scusate, scusi avvocato, Gramazio voleva allontanarsi, vuole andare via dall'aula? Va bene, allora prendiamo atto che rinuncia a presenziare al proseguo dell'udienza. Scusi. Prego. Senta, lei ha parlato di altre persone, ha parlato con i carabinieri, che avrebbe visto frequentare l'area di servizio di cui stiamo parlando. Ricorda chi sono queste persone? No, non mi è stata posta in questo termine la domanda. Mi è stato posta... Se dovessimo leggere come le è stata posta la domanda, ci sarebbe da contribuire al giudizio negativo che ho dato prima del ROS. Quindi... No, mi hanno chiesto semplicemente, quando frequentavo il distributore, se ho conosciuto altre persone. Non sa chi frequentava il distributore. Io ho conosciuto altre persone. Io le leggo la seconda domanda che le hanno fatto, sì. E poi lei valuterà se le hanno chiesto se conosceva altre persone. La prima domanda è: ha mai frequentato la stazione ENI? Sì. La seconda domanda, dopo aver detto quello che prima ho letto, è stata testualmente questa: lei da quanto tempo e come ha conosciuto Carminati Massimo, Bruggia Riccardo, Calvio Matteo e la famiglia Lacopo, dando quindi per scontato che lei li conoscesse. Ne avevate parlato prima per caso? Assolutamente no. E allora vede che la domanda, così come posta, dava per scontato una conoscenza che avrebbe dovuto riferire lei. Dica. Che avrebbe dovuto riferire per quale motivo? Perché se li conosceva... Non è che io li conoscessi, infatti... Scusi, se lei... Chiedo scusa, ma... Qual è il problema? In fase di indagine, scusate, lasciamo che risponda al test, vediamo il test che risponde. Scusate, una domanda, vediamo il test che risponde. Allora, scusi, l'avvocato dice: o lei prima aveva detto io andando al distributore ho conosciuto questi soggetti, ed è possibile che lei ne abbia parlato? Guardi, io al distributore ho conosciuto, sono queste persone qua, ma ho conosciuto in modo marginale Massimo Carminati Sì, ma i carabinieri, lo ha detto lei? Prima che le fanno questa domanda, da quanto tempo conosce Carminati? Sì, io l'ho conosciuto, prima uno dovrebbe dire ho conosciuto Carminati, e poi dovrebbe seguire la domanda: da quanto tempo lo conosce? Vostro onore, io non so se c'era una domanda particolare dove mi dice lei conosce il signor Massimo Carminati. Se mi hanno fatto quella domanda, sì, lo conosco. Dove l'ha conosciuto? Dal distributore di Corso Francia. Non mi sembra di aver detto una cosa... Va bene. No, mi dica cosa ha detto di male. Guardi, lei risponda, non si preoccupi, poi... Io ho conosciuto il distributore di Corso Francia, sì. Massimo Carminati. L'ha conosciuto, mi ha detto, superficialmente. Chi gliel'ha indicato? Lo aveva visto, visto in fotografia su qualche giornale, in televisione? Non mi dica cose che io non ho detto, avvocato. No, le sto chiedendo io. Bene, se me lo chiede lei, no, io l'ho conosciuto in Corso Francia perché frequentava spesso Corso Francia, questo lo posso dire tranquillamente, perché quasi tutti i giorni, quando c'ero io, insomma, spesso passava di lì con lui, Riccardo, erano sempre lì, insomma, ecco. Bene. Prima di quella occasione in cui lei lo ha visto nel distributore di Corso Francia, lo aveva mai visto prima effigiato su qualche giornale, in televisione? Assolutamente no. Perché è facilmente riconoscibile Carminati, no? Ma guardi, io non è che vado a spulciare la vita di Massimo Carminati, perché, ripeto, se io avessi avuto qualcosa di particolare con Massimo Carminati, glielo direi, no? Io con Massimo Carminati non ho niente a che vedere, se non quello che ho dichiarato quando sono stato interrogato, dicendo che io addirittura ho detto che forse giustamente mi ha minacciato mettendomi il dito sul naso così, perché io avevo speso il suo nome in un altro posto, a Montespaccato, al signor Franco Guardaculo. Sì. Io le confermo tutto quello, perché non ho problemi a dirle come sono andate le cose, avvocato. Quindi lei ha speso il nome di Carminati? Io sono andato semplicemente
e sbagliando, a chiedere se qualcuno poteva intervenire, cioè se il signor Franco Gambacurta poteva intervenire espendendo una parola in mio favore, visto che io, signor Franco Gambacurta, lei non c'era, glielo spiego, mi è stato presentato al signor Marco Sterlicchio perché ho avuto un problema, mi ha cambiato un assegno e io ho pagato. E quando ho saputo che mi sembrava un uomo importante tra virgolette, cioè un uomo che era ascoltato, e sapevo, detto dal signor Marco Sterlicchio, che questo Franco Gambacurta conosceva Massimo Carminati, di poter andare. Però ho anche confermato che io in quell'occasione io ho sbagliato, perché io non dovevo assolutamente, siccome non avevo niente a che vedere, ma solo per sentito parlare di Massimo Carminati, perché mi avevano detto che era una persona importante, perché era una persona che bisognava comportarsi come tutto lì. Io, avvocato, oltre non posso dire niente, perché quando io ho detto che Massimo Carminati in un giorno alla stazione di servizio, che io non so se penso di essere bravo, tutto lì. Io poi, ripeto, Quindi lei mi sta dicendo che lo ha rimproverato di aver utilizzato il suo nome per questioni dalle quali lui era totalmente estraneo, è questo? Sì. È così? Sì. Ma lei perché non mi chiede, avvocato, non voglio fare il suo lavoro, perché io sono andato a chiedere perché avevo paura di Massimo Carminati? Bene, io avevo paura di Massimo Carminati, visto la reputazione che aveva Massimo Carminati nel distributore di benzina, per quel che avevo sentito, io non ho prove di nessun genere, no? E mi è stato detto dal signor Giovanni Lacopo che Massimo Carminati poteva aiutare a recuperare il suo credito, quello di Giovanni Lacopo, nei miei confronti, e mi ha messo paura. A Carminati le ha mai parlato di questa cosa? No, ma solo ho detto comportati bene, basta. Sì. Sì, però capisce che se un'altra persona le viene a dire una cosa del genere... Senta, lei definisce Carminati nelle sue dichiarazioni istruttorie il re di Roma. È ovviamente, diciamo, una battuta, però è una battuta fino a un certo punto. Ma oggi è una battuta fino a un certo punto, perché oggi purtroppo lui è implicato ma allora io non è che mi potessi inventare un appellativo del genere, quindi e per questo io prima le ho chiesto se lei aveva letto qualche cosa, aveva sentito la televisione. No. Il re di Roma le do subito la domanda, la risposta non è un problema. Io un giorno parlai con il signor Roberto Lacopo, che mi disse, guarda, e gli chiesi, siccome li vedevo sempre lì, poi parlavano, e gli chiesi, e lui mi disse, guarda che è gente che può far tutto a Roma, insomma, e poi non so se avesse usato un termine del genere, perché se avesse usato un termine del genere, ecco la ripetizione che lì, però io del re di Roma manco me lo posso immaginare, manco lo voglio sapere. Però lei si ricorda di averlo usato questo termine? Certo. Quindi dico, questa storia mi è stata detta sempre lì al distributore di benzina. Le è stata detta al distributore. Sì. Comanda Roma, che voleva dire? Ma non lo deve chiedere a me, lo deve chiedere a chi me l'ha detto, perché io ripeto... Allora, lei come l'ha inteso? Ma lei dice che il test dei verbali ha detto che è il re di Roma? Sì. No, perché nel verbale viene detto che comandavano tutta Roma. No, si parla anche di re di Roma, adesso la trovo e glielo dico. Così almeno una volta vada a pagina 5... Domanda: conosce Gambacurta Franco detto Curto? Sì, lo conosco, mi è stato presentato da tale Marco Sterlicchio. Gambacurta Franco in particolare mi prestò dei soldi al quale io successivamente riconsegnavo. Avevo saputo tramite Sterlicchio che Gambacurta era in ottimi rapporti con Carminati e pertanto, consapevole della caratura criminale di Carminati, esaltato quale re di Roma, nell'estate del 2013 mi rivolgevo proprio a Gambacurta per chiedergli di intercedere presso Carminati. È così? Assolutamente. Quindi esaltato come re di Roma, quando dice esaltato si riferisce solo a Lacopo?
a quelli che frequentavano la stazione di servizio? Avvocato, io adesso non ricordo, ma sicuramente se lei mi crede, in giro si parlava così, poi dopo sa... No, guardi, io lo credo, pensi che l'ho pure letto, l'ho letto su una rivista, pensi un po'. Ma questo non perché certo... lo so, io leggo un po' più di lei. Sulla rivista non l'ha letto certo perché l'ho detto io. Questo... Ma ci mancherebbe. Ecco. Manattini, guardi, io non sto qua per tentare di farle delle trappole, lei ha un atteggiamento di diffidenza nei miei confronti, mi consente? No, assolutamente no. Le dico subito che io devo solo verificare alcuni Avvocato, lei si sta sbagliando dicendo che io ho diffidenza su come io invece voglio solo rispondere serenamente perché io le devo dire quello che è successo, mica altre cose. Infatti non le stavo attribuendo a lei la paternità del re di Roma. Ecco. E stavo dicendo, volevo far emergere che anche lei lo conosceva come il re di Roma. Guardi, le posso dire una cosa, che se io potessi tornare indietro mai farei il nome di Massimo Carminati. Ecco, senta, facciamo cosa ha detto? Non ho sentito. Se io potessi tornare indietro mai farei il nome di Massimo Carminati. Non farebbe il nome di Massimo Carminati. E questo è un assist per voi, no? E va bene. Senta, su un'ultima cosa volevo tornare. Sì. Lei ha riferito di aver subito un'aggressione in via Cola di Rienzo. Sì. Anche lì documentabile perché non hanno trovato un posto nascosto o un posto dove non ci fosse stata gente, c'erano quelli davanti alla porta del bar, che è un bar che si aprono le porte automaticamente, dopo sotto la scritta ottica c'è un bar, angolo via Tibullo, 30 metri passato l'angolo via Tibullo c'è sto bar e io ne feci riferimento immediatamente la sera stessa a Roberto Lacopo e infatti fu intercettata anche la telefonata. Le correggo il ricordo, ma è comprensibile, non è la sera stessa, è la mattina dopo. Comunque, la mattina dopo. Sì, ma è comprensibile. Avvocato, lei non mi deve perdonare le ore, mi deve perdonare i giorni e forse i mesi, perché io cerco di dimenticare tutto. Ma ci mancherebbe. Senta, però più che a Roberto Lacopo, sì, forse lei avrebbe dovuto dire questa cosa alla polizia o ai carabinieri, o no? Mi è già stata fatta questa domanda, assolutamente sì. E gliela rifà, forse perché non è così cervellotica. Assolutamente sì, però intanto le persone che mi hanno spaventato, ma invece mi hanno proprio picchiato e non le conosco io. Quindi però, ecco, lei non le conosce, no, però scusi. Quindi io non posso dare... L'appunto che mi è stato fatto quando io ho risposto così è stato che si potrebbe sempre fare una denuncia contro ignoti. E io non l'ho fatto. E lei non l'ha fatto? No. Ma vede, non è tanto questo che io fatico a comprendere. Sì. Glielo dico con molta onestà, molta chiarezza. Io fatico a credere che una persona, soprattutto una persona come lei, una persona vissuta, una persona che ha avuto esperienze di vario genere, di lavoro, non di lavoro, che ha già conosciuto il carcere, eccetera. Insomma, non un ragazzino, un pivello, riceva un invito da un anonimo al telefono e prende parte e va all'appuntamento. Cioè, questo è difficile da credere. Lei non lo creda, però mi deve dire una cosa, io le porto i testimoni che c'erano, se vuole, perché andiamo lì dal bar, sicuramente non se la sono dimenticata quella storia lì, ma poi ecco, per esempio, mi risponde lei alla domanda, perché io ho chiamato il signor Roberto Lacopo se fossi stato convinto che non mi potesse risolvere questa situazione. Io a Roberto gliel'ho chiesto, lui mi ha risposto, mi ha detto, se ti hanno fatto determinate cose i motivi ci potevano avere, però io
è un modo un po' spiccio. Lei, fortuna sua, non ha mai vissuto momenti della sua vita nella drammaticità di una situazione finanziaria così, perché per mia fortuna no. Per sua fortuna ho detto. E facciamo le corna, speriamo. Però dica. Perché se lei avesse vissuto una vita, non so se con tanta facilità avrebbe fatto... Allora Manattini, però lei prima ci ha detto che in quel periodo lei aveva problemi con parecchia gente. No, non con parecchia. Io ho semplicemente specificato che avevo problemi con altra gente, ma non di quel livello lì. Cioè gente con le quali io potevo avere problemi, ma che ci parlavo quotidianamente e tranquillamente. Quindi lei ha sospettato... Se vuole io l'aiuto dicendo che quando mi è stata fatta la domanda ma lei perché non ha fatto nessuna denuncia, io sono andato vicino a fare la denuncia solo ed esclusivamente quando c'è stata l'intercettazione, ma non perché c'è stata l'intercettazione, che sono stato minacciato dal signor Matteo Calvo perché ha messo di mezzo i miei figli dicendo che lui tagliava la gola a tutti, le avrebbe sotterrato 2 bambini. Quindi a me questo non sono stato così Senta, lei ha detto che questa aggressione è avvenuta, sì. A che ora siamo? 8:30 la sera. 8:30 di maggio, vero? Il mese sì, penso di sì. Sì, perché è stato dovrebbe prima. Essere... Io guardi, le spiego perché io ho fatto riferimento, dovrebbe essere in maggio, perché io avevo ancora la moto, sono arrivato con la moto, mi sono tolto il casco, sono andato per dar la mano, mi è arrivato subito un cazzotto in testa. Scusi una cosa, se lei non conosceva questa persona, sì. A chi è andato incontro? No, io ho visto questi 2 davanti al bagno, sono andato là per dire, sono Manattini, cioè... questi mi venivano incontro e io ho detto guardi, le dico il giorno preciso, lo desumo dalla telefonata che lei ha fatto, la telefonata delle 7:11 del 30, 7:11 di mattina, quindi il fatto se è avvenuto la sera. Come non mi dica se è avvenuto, avvocato. Mi può lasciare il dubbio, sai, io sono un laico fino nel profondo della mia anima, quindi se è avvenuto me lo lasci dire, no? Se è avvenuto il 29 maggio alle 20:30, via Cola di Rienzo. Esatto. Lei la conosce bene via Cola di Rienzo? Assolutamente sì. Io dico sottovoce, che non mi sentano, che ho lo studio in via Cola di Rienzo, speriamo che la cosa non susciti, però la conosco bene via Cola di Rienzo. 29 maggio alle 20:30 è piena di gente. Ma io infatti l'ho anche dichiarato. Lei lo ha anche dichiarato. Allora a me mi sorge un'altra cosa che fatico a comprendere, è che nessuno dei presenti abbia chiamato il 113. No, ci sono state due coppie, non lo so poi se erano 2 coppie, due erano vicine, 2 coppie vicine che si stavano avvicinando, chiamate la polizia, e le altre 2 persone che erano insieme a questo che mi stava picchiando, è andato incontro a loro e ha detto non bazzardate a tirare fuori il telefono, se no anche voi. E poi dopo è stata una cosa che non è stata, oltre, mi hanno buttato in terra, hanno cominciato a prendermi a calci e poi dopo è finita lì e sono andati via loro. Infatti sono venuti anche quelli un cameriere del bar, penso facesse il cameriere, non lo so, e io mi sono rialzato, ho ripreso la mia moto e sono andato via da quel giorno lì, dopo 2 giorni, così io sono partito e sono andato via. È stato a Modena? Sì, bravo. Dove lei ha una casa, che cos'è? Prego? Lei ha una casa a Modena? No, a Modena ci abita mia madre, ma io non sono andato da mia madre. È andata da un amico? Sì, assolutamente. Vabbè, quella è la sua città natale, no Modena? Sì, in quindi provincia. ci sono le sue radici. Sì. Va bene. Senta, però, e poi veramente ci avviamo verso la fine, quando le viene chiesto, sempre dai carabinieri, della sua posizione debitoria nei confronti di Lacopo, lei situa un atteggiamento, diciamo così, più intransigente da parte di Giovanni Lacopo, perché lei onorasse il suo debito verso la fine del mese dell'anno
2013. Verso la fine. A me è successo incendio il 17 di settembre del 2013, quindi prima di quella data. Allora, guardi, lei risponde, a causa delle mie forti difficoltà economiche, agli inizi del 2013 chiedevo a Roberto Giovanni Lacopo alcuni prestiti per un ammontare complessivo di 250.000 euro. Ma non è così, cioè, ripeto, lei non c'era la volta scorsa, i 250.000 euro non sono che loro mi hanno dato 250.000 euro, ma anche se lo sognavano, facevano fatica a darmi 5-10.000 euro e tutte le volte che io ho chiesto, esatto, sì, ma guardi, glielo concedo, per carità, non voglio... No, io glielo spiego, poi no, non è che va bene, la ringrazio. E su un altro aspetto che io invece volevo, euro 250, che man mano restituivo facendomi cambiare alcuni assegni. Altri assegni, sì. È così? Assolutamente sì. Ma allora non c'era soltanto il signor Roberto, scusi, Roberto non c'entra niente, il signor Giovanni là, c'era anche il signor Ettore Lara. Ma se è così, e lei me lo conferma che è così, cioè lei restituiva questi soldi facendosi cambiare un assegno sul quale loro trattenevano? Non trattenevano niente, ero io che dovevo pagare. Preciso che la trattenuta... Per quanto riguarda una persona, Roberto, preciso che la trattenuta che Lacopo Giovanni effettuava era pari al 15-20% del contante dipende dalle volte, sì. Cambiando gli assegni che ottenevo mensilmente, cambiando gli assegni. Se ad esempio in un mese cambiavo 3 assegni per un importo di 20.000 euro, questo è un esempio che abbiamo fatto. Un esempio, avrei dovuto restituire 4.000 euro entro la fine dello stesso mese. Esatto. Ma guardi che per come la sta raccontando, questo non sono interessi, ma è un modo di defalcare il debito. È un modo di? Defalcare, diminuire il debito. Lei lo ha raccontato, lei lo dice. Guardi che forse lì è scritto al rovescio, può essere, io non lo so, ma se lei deve dare 20.000 euro a fine mese e quando gliene danno 16, sono 4.000 euro di interessi. No. Sono 4.000 euro con i quali che si trattiene chi si prende gli assegni, ma con i quali si incide sul debito. Se io debbo dare 180.000 euro a una persona e lei dice che Lacopo Giovanni nel fine 2013 comincia a lamentarsi, iniziava a lamentare la mancata restituzione da parte mia della somma, e lei li restituisce dando assegni per un importo nominale di 20.000 euro, per stare al suo esempio, e riceve 16.000 euro, lei non sta pagando interessi su 16.000 euro, lei sta defalcando dal debito che ha 4.000 euro. Ma lei sta dicendo così, avvocato? No, lo ha detto lei. No, ma lei sta pensando che sia così. Io quello lì, l'esempio dei 20.000 euro è stato quando per esempio mi venivano dati 20.000 euro, invece di 20.000 me ne venivano dati 16 e io devo restituirne 20. Ecco qual è l'esempio. Allora mi spiego meglio se vuole. No, Manattini, lei si deve mettere d'accordo con se stesso. Lei fino adesso ha detto che tutta questa operazione con i Lacopo avveniva attraverso cambio assegni. Lei portava assegni di un importo nominale di X e le veniva dato in contante da Roberto lo stesso importo perché era generoso, dal padre l'importo meno. Assolutamente. Oppure più uguale. Oppure uguale. Allora questo vuol dire che lei non pagava interessi, lei restituiva il suo debito di volta in volta, lo ha detto lei. Man mano restituivo facendomi cambiare alcuni assegni. No, io restituivo per pagare gli interessi. Forse non ci siamo capiti. Quando lei prende, guardi, non mi insegni niente a me sull'usura perché sono stato usurato per 10 anni ormai e non ne posso più. Non ho ambizioni di questo genere. Allora, in materia se di lei, non ho niente da insegnare lei mi deve a spiegare nessuno. una cosa, se lei fa un'operazione solo, no? Mettiamo un'operazione per far capire e io le do 16.000 euro e lei me ne deve restituire 20.000, cos'è? Le ha dato gratis?
No, allora è finita lì l'operazione. Io stavo spiegando come veniva fatta operazione per operazione. Se poi lei mi vuol dire che io ho guadagnato su questi soldi, mi dica ho guadagnato io. No, lei non ha guadagnato, lei ha provveduto, ha provato parzialmente a restituire i soldi che le avevano dato. Non riuscivo più a pagare il capitale perché c'erano gli interessi e io usavo... no, è così, ma avvocato, mica... Io ho letto e quindi resta la contestazione a verbale e poi sul resto ci... Senta, un'ultima cosa che mi era sfuggita prima di Via Cola di Rienzo. Sì. Lei era stato convocato con quale scusa? Niente, che mi era stato proposto di che c'era l'opportunità, allora le spiego il motivo, perché se no c'era l'opportunità di un buon lavoro che si poteva guadagnare dei soldi. Ho detto, ma scusi, ma chi è? Siccome questo, e poi lo potete chiamare, il signor Marco Sterlicchio, io mi accompagnava perché io non avevo più la macchina e avevo solo la moto, no? E mi accompagnava, mi aveva detto... Mi presentava tante persone e mi potevano prospettare dei lavori, eccetera. Ho detto sarà uno di quelli. Poi mi dica una cosa, andare in Cola di Rienzo, uno non è che dovrebbe avere il timore di subire un'aggressione, perché Cola di Rienzo è il posto meno adatto per fare un'aggressione a una persona, no? Quindi la scusa era un'attività di lavoro. Sì. E perché ai carabinieri ha detto che l'opportunità di guadagnare dei soldi, che era stato invitato a prendere un aperitivo? Sì, per parlare di queste cose qua, per parlare che c'era l'opportunità. Secondo lei io vado perché mi offrono un aperitivo, no? No, io non ho ci capito, deve essere la ragione. Io non ho capito perché è andato. Comunque, va bene. Ok. Se certo tornassi indietro anche lì non ci andrei. Come dice? Tornassi indietro, potessi tornare indietro anche lì non ci andrei, no? Ma io mi auguro che tornando indietro parecchie cose non farebbe. Questo lo dice lei. Vabbè. No? Come no? Va bene. Altre domande in controesame? L'avvocato Mingheri. Eccolo. Signor Martini, buongiorno. Buongiorno. Difendo Jacopo Roberto. Roberto? Sì. Le voglio chiedere alcune domande in particolare. Innanzitutto, il 18 novembre 2013, se se lo ricorda, l'arrivo con la Ford presso il distributore. Se lei mi parla di Ford era con Marco Sterlicchio. Difatti stava perché io non ho mai avuto una Ford. No, ma difatti lei ha chiarito che era per farsi aiutare e così via. Domanda che le pongo. Sì. Arrivati lì, sì. Chi è sceso dall'autovettura? Mi sembra Marco Sterlicchio. Dove è andato? Ma guardi, dove è andato sarà andato dentro da Roberto, ma Marco Sterlicchio andava lì anche per farsi cambiare le gomme, per cambiare l'olio, quindi io questo non è che... Poi in quell'occasione lì c'era altre 2 persone sono arrivate lì. Ha interloquito con qualcuno dei presenti? No, non ho capito. Ha interloquito, ha parlato con qualcuno dei presenti? No, lui è andato dentro all'ufficio, io sono rimasto in macchina. Quindi non ha avuto un contatto diretto con nessuno? Ma lei parla di me? No, non lui! Lui sì, è andato dentro l'ufficio, non lo so. Ha visto con chi ha parlato per caso? Non so, ma lui conosceva Roberto perché mi aveva non sì, lo ma so, lei ha visto con chi ha parlato? No, è andato dentro, è entrato nell'ufficio, ma da fuori non si vedeva se incontrava qualcuno con chi parlava? No, io non l'ho visto. Lei non l'ha visto? No, perché voglio far presente che all'udienza del 12 gennaio 2016 il capitano Mazzoni chiarisce. Infatti alle 9:11 scendeva da questa Ford un soggetto con appunto la mano offesa, appunto il Sterlicchio, e al mezzo si avvicinava il Calvio. Alle 9:15 Matteo Calvio si dirigeva verso l'interno del negozio. Alle 9:15... La pagina della trascrizione qual è, scusi? Udienza 12 gennaio 2016, pagina 32. Che cosa? Dice che ha incontrato, vedono Sterlicchio che incontra qualcuno? No. Scende dall'auto ed entra nell'ufficio. E non entra nell'ENI. Non entra nell'ENI. Questa è la circostanza diversa
da quella che lui ricorda. Senta, devo chiedere una cosa. Sì. Il 4 aprile 2014, nel contesto della telefonata 4266 RIT 7788/13, che è stata contestata dal PM, lei parla con Sterlicchio e dei suoi rapporti col benzinaio. Sì. Il benzinaio chi era? Roberto o Giovanni? Sono tutte e due benzinai, non lo so in quell'occasione di chi parlava. Non so in quell'occasione di chi parlavo. Dato che c'è riferimento immediato a Gampacurta, a Gampacurta è ricorso per Giovanni? Penso di sì, certo, se è riferimento a Massimo Carminati, sì. Senta, un'altra circostanza importante. In una serie di esiti intercettativi Sì. risulta che lei si lamenta della presenza diuturna, cioè quotidiana, dei carabinieri sotto casa sua. Sa spiegare perché? Scusi, chi sotto casa sua? Ma casa mia? Sì. Io ho i carabinieri sotto casa mia? Lo dice lei, non è che lo dice io. Mi dica la telefonata, mi legga la telefonata, non lo so. E poi non so cioè, qual è il giorno della telefonata, eccetera. Presidente, la telefonata è alle 19:45, progressivo 4686 del 10 luglio del 2013. 10 luglio Dite 2013. anche il RIT, per favore? Sì, aspetti un attimo, lo trovo. 10 luglio 2013 glielo dico io perché. Lei dice io ho sempre i carabinieri tutti i giorni a casa. Esatto. Alle 19:45. Esatto, Sì, esatto. dite il RIT per cortesia. No, ma glielo dico io il perché. Un attimo che lo trovo. Aspetti, no, lei il RIT non credo che lo sappia. 1702/13. Il Grazie, progressivo avvocato. è il 4686. La telefonata è del 10 luglio 2013, ore 19:45. Perché mia moglie, tornando a casa, aveva trovato nel cancello di casa attaccato al cancello di casa un pollo poi squarciato in due, eccetera. Da quella volta lì che è successo questo fatto, mia moglie fece un esposto, chiamò i carabinieri sul posto e specificò questo. Oh, va bene, sua moglie aveva trovato il pollo sul cancello, va bene. E poi lo fece, si andò Ma lei perché si lamenta della presenza dei carabinieri? Io non mi lamento della presenza dei Non si carabinieri, io constato che c'ho i carabinieri, anzi per me oggi i carabinieri se vengono tutti i giorni fanno bene. Senta, la cosa strana Sì, è che anche il 5 luglio, sì, 4178, ore 11.03, sì. progressivo 4178, Il RIT è lo stesso? se ci fa riferimento ai carabinieri. Benissimo, certo. Ma io questo parlando con Roberto, giusto? Parlando con Roberto? Sì, parlando con Roberto gli ho sempre detto, perché era successo già che 3-4 volte erano venuti suo padre, Matteo Calvi, sotto casa mia. E questo per fargli sapere che da me che passavano sempre i carabinieri, ma non per lamentarmi, perché Roberto mi ha salvaguardato la vita, insomma, mi ha messo una parole buone. Io mi aprivo con lui dicendomi quello che mi stava succedendo, quindi se poteva mettere una parola, perché lui diceva sempre che sì, ci pensava lui che parlava con suo padre. Questa è la verità, quindi non è che io abbia timore. No. Quindi era un problema di far sapere che io... Di far sapere che eri protetto dai esatto. carabinieri che passavano, quindi non una lamentela. Come sta succedendo tuttora. Perché? Niente, perché io ho piacere che quando passano i carabinieri... Con il profilo cautelativo? Sì, certo. No, è chiaro, sì. Io ho subito anche 4 furti in casa mia. Quindi... Quello un po' tutti purtroppo. Vabbè. Senta. Noi siamo stati tenuti sotto sequestro una notte con le pistole puntate in te, lei può vedere le denunce, quindi non è che...
Senta, un'altra piccola cosa, è un servizio. Sì. Dov'è il testimoniale? Domande. Daniele è cristiano. Come? Daniele è cristiano. Persona a cui lei fa riferimento parlando con Sterlicchio. Chi erano? Daniele Cristiano? Il cognome è Cristiano? Se lei mi legge la telefonata, io... Sì. Leggo il passo della telefonata poc'anzi citata dall'avvocato Minghelli. Che voglia spendere il giusto per averli. No, scusi, c'è? Il primo che ha riferito l'avvocato Minghelli. Il 718813. No, il RIT, scusi, il 778813. No, scusate, il RIT 778813 progressivo 4266. Sì. Lei dice, Riccardo Martini, deve essere gente che li restituisce, mica ci dobbiamo mandare Cristiano, ci stanno. Se tu vuoi fare con Cristiano così è un conto, se vuoi fare con me ci arrangiamo io e te come facevamo prima. Come facevamo? Scusi, avvocato, E solo se ora- un chiarimento per comprendere, perché l'avvocato Minghelli aveva menzionato, se ho annotato bene, il progressivo 4178. Sì. questo è diverso. Mentre lei ha dato il 7188. 4166. Come? 7188. Non lo so, io ho segnato, ho capito 4178. 4178 era riferita all'altra telefonata. 4178 è quello precedente del passaggio dei carabinieri. Qui invece parliamo di Cristiano. Ma scusi, vostro onore, ma ne parlo io di Cristiano? È il colloquio No, Ma parlo io di Cristiano? tra Sterlicchio e lei. Io? Sì. Guardi, no, sembra l'interlocutore Marco che dice Timbro, non è che mica devo ci dobbiamo accettare- andare Cristiano, se puoi fare con lui è un conto, se no restiamo tra noi. io non sono neanche chiesto Cristiano, quindi... No, e ora viene Daniele. Può dirlo con Cristiano che questo è venuto a casa mia per questa storia. Per questa storia qui, ma non riguarda certo queste cose qua, guarda. No, scusi, non è che per caso erano potenziali creditori. No, assolutamente. Daniele è un direttore sportivo di calcio, non credo proprio se è questo Daniele, perché lei mi dice che sono io che parlo di Cristiano. Sì, ma però gli dice anche sì. non devi prendere de petto nessuno. Non devi prendere? Non devi prendere de petto nessuno. Io di petto non ho mai preso nessuno, quindi non è... Se lui mi dice così, ma questo, guardi, non c'entra proprio niente con questa storia qua. Altra una frase, ma lui pensava che gli avevo mandato. Ma che? Ma che gli diedi mandato? Gli ho detto, guarda che te sbagli a Daniele. No, perché tra noi c'è sempre stato un buon rapporto. Ma scusi avvocato, ma le sto dicendo io queste cose? Sì. Io parlo romano? Eh? Parlo romanesco io? Parla italiano. No, ecco, io non parlo romano come No, lui dice. no. Ma io, ascolti, io sto Cristiano, può essere amico di Marco Sterlicchio, ma io non ho niente a che vedere con sto Cristiano, non so neanche chi sia. No, ma perché veniva sotto casa? Ma veniva sotto casa, veniva magari a casa mia, ma sotto casa c'è venuta altra gente, non certo Cristiano, io non so chi sia. Quindi non ti ricorda che fosse? No, assolutamente, avvocato, non lo so. Se vuole chiama Sterlicchio, lo chiede a lui. Poi neanche Daniele. Daniele è un amico mio, direttore sportivo di calcio, che è direttore sportivo, lavora per il Latina Calcio, non lo so. E che rapporti hanno i due? Io con Daniele? No, i due. Marco Sterlicchio c'ha un figlio che gioca a calcio, che era andato nel Sulmona Calcio quando c'era Daniele il direttore sportivo. Tutto qua. Senta, un'ultima domanda. Sì. Lei ha fatto il suo excursus di vite. Sì.
parlando in particolare dell'aiuto che poi ha avuto concretamente da sua moglie, sì, che ha dato fideiussioni per l'appartamento, sì, sì, alla banca, e le ha dato liquidità tramite il petrolio e tramite la clinica. Sì, queste sono cose... Ma perché, se aveva questa disponibilità, non ha ricorso direttamente ai familiari? Non è ricorso ai familiari prima di ricorrere sostanzialmente allo strozzino? Intanto perché mia moglie è insieme a sua sorella, quindi non è che c'era il benestare di potermi dare. Quando hanno visto che io non avevo possibilità, ho chiesto con disperazione a loro e mi hanno dato quello che hanno potuto darmi, tutto lì, niente di... chiaro e evidente che se io potevo liquidare tutto con l'aiuto dei familiari l'avrei fatto, no? Quindi ci ha pensato solo alla fine? No, non è che ci ho pensato, l'ho fatto solo quando si sono rese conto di com'era la mia situazione. Ecco. Sempre nella telefonata con Sterlicchio, sì, ti ha detto a Daniele che io a casa c'avevo i carabinieri? Io a casa? C'avevo i carabinieri. Gliel'avrò detto perché magari è successo, non so la data, ma che sia successa il furto. 4 furti ho avuto io a casa, quindi può darsi che gli abbia detto per quello. Ma 4 aprile 2014. Prego? 4 aprile 2014. 4? Aprile 2014. Non lo so, non lo ricordo. E non mi manda nessuno. E non? Sono pezzi di frase, indubbiamente, però di strano contenuto in base a quello che lei dice. Ma io perché a Marco io non lo so, io non me le ricordo queste, quindi non le so rispondere. Sì, ma io a Marco Stellicchio gli ho chiesto, è stato quello che mi ha presentato Franco Gambacurta, che mi ha detto che Gambacurta conosceva Massimo Carminati. E magari gli ho detto, guarda, io mi trovo in questa situazione, ma io io conosco Daniele perché Daniele è il direttore sportivo di calcio e abbiamo avuto... Basta, sì. Scusate, intervengo. Prego, avvocato. Avvocato Viviana Minghelli. Allora, con riferimento alla circostanza che gli è stata appena chiesta, cioè circa le sue continue lamentele relativamente alla presenza dei carabinieri sotto casa sua. E non sono lamentele. Lamentele, un colloquiare, lei parla di un colloquiare. Allora, ci sono varie telefonate in cui lei fa ricorso a questa espressione. Sì, per far sapere a tutti che io non è che fossi lì da solo, visto e considerato che avevo già subito qua, e che se veniva qualcuno a minacciarmi o cos'è, che c'erano i carabinieri. Questo l'ho fatto sapere a tutti. Sì, allora, guardi, io le cito questa telefonata, che è il RIT 1702/13, progressivo 41,78. Sì. Data del 5 luglio 2013 alle ore 11:03:42. Sì. Lei in questo dialogo, il suo interlocutore è Roberto Lacopo, e dice mi hanno chiamato i carabinieri, adesso sai? E Roberto le risponde, perché? No, che cazzo ne so, risponde lei, che cazzo ne so, cosa sta succedendo? Non lo so, Roberto. Adesso ci mancavano i carabinieri, puttana di quella troia infame, infestata. Questa è una telefonata che sicuramente mal si concilia con il suo atteggiamento che mal si concilia con l'atteggiamento di chi cerca di porre a conoscenza una terza persona della presenza dei carabinieri. C'è l'altra telefonata che gli è stata letta prima, che è il RIT il medesimo, il progressivo è il 4686 del 10 luglio 2013, ore 19:45:04, dove lei dice, capito?
sempre rivolta a Roberto, hai capito come sono messo io? Io c'ho i carabinieri tutti i giorni a casa, esatto. Hai capito bene? Sì. Questa è un'altra. Sì. La telefonata, quella relativa al colloquio intercorso tra lei e Sterlicchio, che lei dice di non ricordarsi, sì. Lei fa prima riferimento a questi due soggetti, Daniele e Cristiano. E quindi... No, mi scusi, sono io che parlo di Daniele e Cristiano? Sì, dice, io e ora viene Daniele, sono... puoi dirgli a Cristiano che questa è venuta a casa mia, questa storia io, guardi, qua? Io non mi ricordo... E poi va avanti, ma tu gli hai detto a Daniele che io c'avevo i carabinieri? E ripete sempre costantemente questa frase dei carabinieri. Allora, in quest'ultima telefonata... Ascolti, lei può dirla nel tono che vuole, anche suggestivo, se vuole lei. Questo non è il tono. No, ma lei non può usare i toni suoi. Scusi, però il tono no, l'avvocato sta leggendo... Me lo dice con un tono come... Faccia silenzio. Allora, l'avvocato sta leggendo una conversazione, non le attribuisce nessun tono. Ascolti, vostro onore, io dei carabinieri... per favore? Allora, l'avvocato non le attribuisce nulla, le sta chiedendo un chiarimento sul contenuto, quindi lascia stare il tono, come la legge, risponda sul contenuto. Io sui carabinieri ho usato un tono, non ho usato un altro. Io l'ho sempre detto solo ed esclusivamente per far sapere che a casa mia, dopo le minacce che ho subito, c'erano sempre i carabinieri. Che fosse vero o non fosse vero non ha importanza, l'importante è che sapessero. Però dato che questa, lei dice, io usavo questa terminologia, parlavo dei carabinieri perché così i miei interlocutori sapevano che c'erano i carabinieri. Però dal contenuto delle telefonate che io gli ho letto, a prescindere dal mio tono, io ho letto le sue parole. I toni avvocato, non se sono lei... di colui che cerca di informare una persona che ci sono i carabinieri, ma esprimono più non una può sua lei, preoccupazione. Guardi, avvocato, non può... Scusi, scusi tanto, scusi. Allora, quando lei dice qui ci sono i carabinieri, puttana di quella, eccetera, eccetera, dice l'avvocato, sembra un'espressione che esprime il fastidio. No, mi faccia finire. Lei non deve interrompere. Allora, sembra più una espressione di fastidio per la presenza dei carabinieri e non un'espressione di gioia e di soddisfazione per il fatto che i carabinieri sono sotto casa sua e la proteggono. Allora può chiarire? Assolutamente sì, se mi lasciate parlare io lo chiarisco subito. Io non posso andare a dire alla gente guarda ci sono i carabinieri, non venire a casa mia, eccetera. Io nella situazione nella quale ero ho pensato anche che mi dessero quasi fastidio, ma che intanto io stavo dicendo che c'erano i carabinieri e a me invece dentro di me mi davano un'enorme gioia i carabinieri. Quindi dentro di lei era contento, però parlando con queste persone doveva... No, scusate. Mi pare che cerchiamo di stare tranquilli. Allora, dentro di lei era contento, però con i suoi interlocutori esprimeva il fastidio per la presenza dei carabinieri. E poi avvisavo che c'erano i carabinieri, facevo sapere che c'erano. E quindi invece queste due telefonate, invece quando c'è questo dialogo tra lei e Sterlicchio, dove lei parla, nel contesto di questo suo dialogo, lei e Sterlicchio parlate di acquisto di assegni da prendere, poi la telefonata è lunga e sarà poi oggetto di trascrizione, però lei in particolare a un certo punto sposta proprio il discorso su questi Daniele e Cristiano e dice e se ora viene Daniele puoi dirlo con Cristiano che questa è venuta a casa mia questa storia? Dunque, guardi avvocato, io le dico e poi continua nel suo dialogo, ma tu gli hai detto a Daniele che io a casa c'avevo i carabinieri? E il suo amico, cioè lo Sterlicchio, gli risponde io gli ho detto tutto, lui infatti dice che da te non ci verrà mai e lei gli risponde non mi manda nessuno, quindi qui siamo, cioè lei non sa. Ma stiamo parlando di un'altra cosa. Infatti io ho separato le due conversazioni, benché secondo me la sua preoccupazione sia di un altro tipo. Ora io le sto parlando
di questo dialogo che prescinde Avvocato, da Lacopo Roberto, prescinde da tutto. Esatto, se lei mi parla nell'ambito del signor Lacopo Roberto, io gli ho ripetuto diversissime volte dei carabinieri solo ed esclusivamente per farglielo sapere, perché, ripeto, veniva sotto casa mia determinate persone che quando sono stato interrogato... Ma queste visite, lei ha parlato anche di queste visite, sì. Ha fatto riferimento alla visita di Calvio, sì, che non è... Sì. Che però lei l'ha collocato in un altro lasso temporale, perché ha parlato di primavera. Questa è una telefonata comunque di luglio. Scusi, in che data è stata fatta questa telefonata? Quale? Quella che mi sta dicendo lei. Io gliene ho lette 3. Quale? Quella che lei parla con Lacopo Roberto? Con Sterlicchio. Con Sterlicchio. Allora, questa telefonata è del 4 aprile del 2014. È una telefonata piuttosto lunga, che è stata tra l'altro acquisita all'interno di un altro procedimento penale. Però, tolta il dialogo tra lei e Roberto Lacopo, quelli a cui gli ho letto prima, adesso qui il dialogo, il suo interlocutore è Marco Sterlicchio, ok? E in questa telefonata lei riparla dei carabinieri e manifesta, forse sarà una mia opinione, una preoccupazione legata alla paura che arrivino sotto casa sua Daniele e Cristiano mandino qualcuno. E lei, riferito al fatto che ha timore di queste persone, ribadisce: ma io a casa c'ho i carabinieri, io c'ho a casa i carabinieri. Come mai anche in questa situazione era tutto legato al fatto di... Roberto non c'entra niente in questa cosa. Io non sto parlando di Roberto, io sto parlando se lei è in grado di spiegarci come mai lei ricorrentemente aveva la preoccupazione, perché questa è una preoccupazione di avere i carabinieri sotto casa, perché non è che dice che lei si rivolge a Roberto Lacopo dicendogli: guarda caro Roberto, che io ho carabinieri sotto casa. Lei usa una terminologia diversa, ma tolto il dialogo con Roberto Lacopo, questa presenza che a lei un po', non so, forse gli fa paura, dei carabinieri sotto casa, la usa nel dialogo con Sterlicchio, dato che lei ha detto che con Sterlicchio tramite Sterlicchio aveva conosciuto Gamba Curta, soggetto che... Non c'entra niente, quando io parlavo con Sterlicchio o qualcun altro dei carabinieri era solo per far sapere che i carabinieri. A me faceva enorme piacere che passassero, anzi a quelli di Vibo Mariano gli ho detto: se quando passano di lì gli danno... Io ritorno a ripetere, ho subito 4 rapine in casa, quindi tutte denunciate, tutto... Sì, ma io questo non lo metto in dubbio, però dato che non è che in questo dialogo in particolare lei non fa riferimento né a cioè non è che lei si sta interfacciando con un suo amico, un suo conoscente, e gli sta dicendo: non campo più, mi hanno fatto 4 furti, mi hanno fatto 4 rapine, sono disperato, devo tutelare la mia famiglia, meno male che c'ho carabinieri sotto casa. Lei in questa circostanza specifica, come a mio avviso nelle altre, manifesta prima la preoccupazione che gli possano piombare sotto casa o Daniele o Cristiano, quindi si interfaccia con Daniele. Non ho mai, ritorno a ripetere, poi se me lo vuol chiedere un'altra volta, io da Daniele non ho mai avuto paura. Ma lo dice lei, dice: ora se viene Daniele puoi dirlo con ma magari io non me la ricordo. Ascolti, avvocato, se mi vuol far dire qualcosa me lo dica, cosa vuole che sentissi? Io non me lo ricordo. Allora, la telefonata è tra lei e Sterlicchio. Io non c'ero, ne ho preso atto tra l'altro perché è una telefonata acquisita da un altro procedimento penale, quindi sto chiedendo a lei... C'è un procedimento penale nei miei confronti? Io non lo so questo procedimento penale in particolare chi riguarda, comunque è un procedimento all'interno del quale è stata acquisita questa telefonata. Dato che comunque questo dialogo ce l'ha avuto lei e Sterlicchio, lei ci ha spiegato i rapporti con Sterlicchio, chi era Sterlicchio, chi gli ha fatto conoscere Sterlicchio, perché ovviamente non è che gli ha fatto conoscere i frati francescani, ma gli ha fatto conoscere Gamba Curta, gli ha fatto conoscere Cotugno, che lei pure ha detto che era un personaggio un po' particolare, frequentazioni particolari, zone Montespaccato, varie zone di Roma. In questa telefonata lei emerge pacificamente una sua grossa preoccupazione
soprattutto lei in questo caso specifico fa riferimento a Cristiano e Daniele. Io torno a ripetere, io Cristiano non so neanche chi sia. Cristiano. Però ne ha parlato lei di Cristiano e Daniele. Oggi ma io non lo non so neanche chi siano. Daniele sì, ripeto, sì, ma io Cristiano non so chi sia. Io può essere che sia un conoscente di Marco No, ma Stellicchio. siccome ne parla, è lei che Io, nomina vostro questa onore, io non so chi sia. Se non se lo ricorda va bene, non se lo ricorda. Va bene, grazie. Bene, Poi noi ovviamente ci riserviamo anche a lei. Va bene. Presidente, soltanto un paio di chiarificazioni sempre su questa telefonata del 4 aprile del 2014. Come diceva poc'anzi l'avvocato Minghelli, Viviana, c'era una certa attività di acquisizione di assegni tra lei nella telefonata da lei e Sterlicchio. A un certo punto lei gli dice ci passiamo ora e lo Sterlicchio dice quello voleva 150 euro d'assegno. Sì, le spiego chi era questo se vuole. Me lo può spiegare un attimino? Assolutamente Aspetti che finisco. Subito dopo lei dice andiamo a sentire, ce ne dà uno, due o uno, dai andiamo, conto vero, noi dobbiamo portare questo qua a fare quel lavoro, dopo gli diamo quelli del Tuscolano, a me che me ne frega, dopo lui pensa che siamo stati in mezzo anche noi, capito? Me la spiega un attimino questo? No, io questo era perché quando ero arrivato a quel punto lì, perché non avevo più assegni da poter dare, da cambiare, perché dopo io dovevo restituire il contante, a me servivano, non c'avevo nessuno che mi desse assegni, in banca io non ce l'avevo. E quindi cercava di reperirli esatto, tutto da quelli del Tuscolano. Senta, e subito dopo però lei dice ma vabbè, anzi fammi sentire questo qua, come va a finire la storia, poi sentiamo anche per quell'assegno da 3, 5, 1, 5, pronto, eccomi, ciao, dimmi quando sei in zona, sto stronzo qua, lei dice, deve prendere 2 schiaffi, poi subito dopo dice che te deve dare. Se questo mi viene a raccontare un'altra chiavata, mi inculo Bresciani. Mi spiega questa... Subito dopo che lei ha detto di ritrovare questi assegni a pagamento... No, guardi, quella è una cosa che mi ricordo benissimo, era uno che mi doveva portare, cambiare questi assegni, non me la cambiava. Cioè lui gli cambiava gli assegni e lei doveva dargli 2 schiaffi. Esatto. No, quindi ogni assegno... nel senso, io non ho mai picchiato nessuno, non ho mai alzato le mani a nessuno. Perché ha riferito questa cosa a Sterlicchio, scusi? Prego? Perché ha riferito questa cosa a Sterlicchio? Perché Sterlicchio continuava a dire, anche lui gli voleva cambiare gli assegni, non ce l'hanno cambiati. Questo continuava a dirmi. Presidente, però mi scusi un attimo. Ci aveva dato 20 minuti. No, però scusi, ha fatto la domanda, dia tempo al test di rispondere. Facciamo ci aveva dato 20 appuntamenti perché diceva che rimandava di giorno in giorno per cambiare l'assegno e invece non ce l'ha mai cambiato. Per quello che io, e Sterlicchio mi diceva ma come? Non ci ha cambiato l'assegno. Quindi dato non ve li cambiava, lei riferisce doveva dargli 2 schiaffi. Sì, no, 2 schiaffi non ho mai dato a nessuno. Benissimo. Perfetto. Altre 2 domande e ho finito. Volevo sapere, lei ha parlato poc'anzi delle difficoltà economiche in cui versava il Lacopo Roberto. Lo conferma questo? Sì, lo confermo. Lo confermo. Io non è che abbia le prove per dirlo. Però gliel'aveva detto. Me l'ha detto diverse volte. Come certo. ha dichiarato prima. A me è stato detto anche che a lui erano stati prestati dei soldi dal signor Lara. Ecco questo, infatti. Per che cosa gli furono prestati questi soldi? Ma molte volte mi diceva perché doveva pagare lo scarico della benzina. Perfetto, grazie infinite. L'ultima domanda. Quando Lacopo stava in difficoltà, quindi parliamo dell'ultimo periodo, era vero che non gli rispondeva più al telefono il Roberto Lacopo? Roberto? Che non gli rispondeva a volte al telefono? Ma Roberto quando non mi rispondeva era perché forse io lo alloriavo tanto per chiedere qualche favore, quindi quando una persona, e poi mi sono immedesimato, quando una persona si trova in difficoltà e c'è un'altra persona che insiste per chiedergli aiuto, quindi si vergognava, io non ho mai dato, quasi di non poterle dare aiuto, questo vuole fare capire. Grazie. Esatto, e l'ultima cosa, sa se aveva cambiato in quel periodo il numero di telefono? Che io sappia l'ha cambiato 2 volte, 3 volte. Grazie. Poi dopo in un modo o nell'altro me lo riusciva sempre a reperirlo lei. Riuscivo sempre a averlo. Grazie infinite. Grazie.
Oh no, scusate, per fare ordine, quanti altri difensori fanno il controesame del test? L'avvocato anche lei? No, Presidente, noi per la difesa di Giovanni Lacopo ci riserviamo all'esito del deposito di tutte le intercettazioni telefoniche, anche di quelle ultime di cui abbiamo chiesto la trascrizione. Sì, l'avevate già detto, quindi c'è lei, avvocato, e poi chi altri? Allora andiamo avanti con... Prego, allora, avvocato. L'avvocato Fabio Federico per Calvio, per la difesa Calvio. Signor Manantini, lei ha detto in una risposta alla domanda dell'avvocato Naso che lei è stato sempre sottoposto a usura. È stato sottoposto? A usura, sempre stato sottoposto a usura. Assolutamente non ho detto così. No, allora mi spiega questo Io passaggio. dal signor Roberto Lacopo... Se non ricordo male, scusi, lei ha detto lei non sa scusate, che cosa... Vi faccio la domanda, ecco, non si ricorda male o ricorda bene? La domanda è in risposta a quanto... No, l'avvocato Naso ha chiesto se aveva avuto altre vicende e il test aveva detto sì. Da qui a dire che è stato sempre sottoposto a usura ce ne passa. Ecco, e allora se vuole precisare questo passaggio, quando e in che circostanza... In quali periodi lei ha avuto è problemi stato di sottoposto a usura? è successo quando io sono andato in difficoltà con le costruzioni in Toscana. Se ce lo può datare come periodi, come anni? Ci può dire in che periodi lei si è rivolto agli Diciamo del 2008, 2009, non so. Ora, e da parte di chi? Di persone con le quali io poi dopo ho messo a posto le cose, quindi non... Cioè ha sistemato le cose con questi personaggi? Assolutamente. Cioè ha pagato i soldi ha che gli avevano pagato profumatamente quello. Dei soldi che ha ricevuto da questi signori, sì. Che cosa ne ha fatto? Ho pagato i debiti che avevo fino a che ho potuto e poi ho pagato queste persone. Quindi aveva altri debiti con esposizioni Ma io bancarie. quando è successo, certo, quando è successa la faccenda che è andata male l'impresa di costruzioni, sono venuto via bastonato da quella pratica lì. Quindi questi soldi erano utili a quell'impresa in sostanza? Assolutamente sì. Quindi li ha utilizzati per colmare? No, li ho utilizzati all'ultimo per cercare di salvare il salvabile, che poi non abbiamo salvato niente, perché ci sono carte, c'è scritto quello che è successo, quindi non è che... Quindi li ha investiti in questa impresa? Anche, sì, anche. Senta, quindi... tecnicamente ha rimpiegato questo denaro per questi scopi. I soldi, lei ha proprietà immobiliari? Io no. Sua moglie? Mia moglie sì. È stato chiesto un mutuo su queste proprietà, è concesso dalla Banca Commercio e Industria. Lei ha riferito che l'unico precedente che ha è per un delitto di appropriazione indebita per la somma di? Quello che ho ripetuto prima, 7 miliardi. Questi soldi sono stati mai restituiti alla banca? Assolutamente no, ma non sono stati neanche mai portati via praticamente, sono stati portati via e investiti da altre parti quando che andava tutto male, quindi non è che io avessi... Quindi lei l'ha reinvestiti quei soldi? La diceria che io ho soldi all'estero è una diceria, perché non sarei qui a chiedere i 10.000, 5.000, capisce? Se io avessi queste cifre qua avrei già trovato il sistema di prendere i miei, questi soldi, insomma. A questo punto, Presidente, io avrei una domanda tecnica da fare, perché credo che si sia configurato, c'è una confessione fatta in questo momento da parte del signor Manantini, che ha rimpiegato dei soldi provenienti da illeciti. Perché da illeciti? Guardi, lei ha detto di aver rimpiegato nelle sue aziende, mi sembra evidente quello che ha detto, nelle sue aziende i proventi derivanti da questi per i fatti precedenti. No, mi sembra anche riguardo
2008 e 2009. No, stiamo parlando di fatti assolutamente. relativi all'appropriazione indebita di 7 milioni No. di euro, fatti diversi da quelli di cui ci occupiamo nella presente sede. Nel Dopodiché, 2008 se ci sono dei reati, ecco, vedrà la no, procura. c'è un problema tecnico a mio avviso, perché Sì, sentiamo avvocato qual è il problema tecnico a suo è che avviso. se c'è allora facciamo prima un'ulteriore domanda, così chiariamo meglio questo passaggio per non cadere in equivoco sul punto. Vorrei sapere, lei ha riferito riguardo al suo rapporto No, con lei deve fare Roberto... le domande, avvocato, non i riassunti. Non è così Sì, ma che io si non fanno le posso domande. introdurre. Allora voglio sapere, dopo che i suoi rapporti con Roberto Lacopo, i successivi rapporti con il signor Giovanni, Sì. come intervengono? È lei che chiede questi soldi al signor Giovanni, sì o no? Mi ci ha mandato Roberto Lacopo perché io avevo bisogno ma io l'ho già detto questo, non è che... Ecco, Sì. quindi lei è andato di sua sponte, nessuno l'ha costretta. Lei Ma ha assunto questo guardi questa che io l'ho iniziativa. detto anche quando sono stato interrogato. L'ha già detto questo, l'ha ripetuto più volte nel corso del Addirittura dibattito. sono stato, quindi guardi avvocato, Possiamo andare avanti, il Ma controesame serve a chiarire passaggi o punti. C'è un problema tecnico, Presidente. Secondo me il test Secondo in lei? questo momento, esprimiamo opinioni e Vada considerazioni avanti, e avvocato. interpretazioni di fatti giuridici. questo. Vada avanti, Perché il avvocato, test, lo secondo esponga me, questo si problema. deve sospendere l'esame del test, nominare un difensore d'ufficio, perché è concorrente nel delitto di riciclaggio, secondo quello che dice, non lo dice l'avvocato Filippo. Avvocato, Posso finire? Sezioni Unite 13 giugno 2014, numero 2591, e alla DDA di Milano, i componenti, credo che dovrebbe esserci un coordinamento nazionale, fanno processi proprio su chi rimpiega il denaro proveniente da presunte associazioni mafiose o quanto tale, o come nel caso esplicito che ci ha detto ha rimpiegato nelle sue aziende. No, io non ho detto delle mie aziende, caro. Il denaro proveniente da una... Lei mi ha fatto una... sostiene il test. No, Concluda per cortesia, concluda il suo pensiero. Secondo me bisogna Secondo lei sospendere. bisogna sospendere ed incriminare il test per questo, Certo, per per questa concorso cosa. il diritto di, in questo caso, rimpiego del denaro dei proventi illeciti di un'attività d'usura, concorre anche il soggetto che poi rimpiega nelle proprie aziende l'utile dell'usura. Io non ho detto che io ho impiegato nelle mie aziende, vedremo, manco lo conoscevo. La No, mia scusate, eccezione lei non deve è la seguente, intervenire. quindi muta la posizione del test. Non Avvocato, è più questo un lo abbiamo test. capito. Sì, e muta, e il secondo suo me è un test pensiero è assistito chiaro. con garanzie È difensive, chiaro, avvocato. muta anche la qualità della prova, perché non è più un semplice Scusi, test, vostro ma nome. dovrebbe essere assunto ai 192 No, non per deve secondo. parlare in questo momento. Tra l'altro chiedo alla Avvocato, procura quando quale- lei ha terminato Posso- sentiamo la Sì, procura ma se su mi questo. se mi fate finire, Sì, bene, ma se sta no, ripetendo io non sempre. parlo più, io Avvocato, sto scusi, gentilmente- lei sta ripetendo sempre no, lo stesso adesso non sto concetto. ripetendo Allora, io la invito per brevità, se deve ripetere quello che ha già detto, non No. lo può fare. Lo so che lei vuole anticipare le mie. Un'altra domanda. Io non voglio anticipare proprio vabbè, ma nulla, adesso mi fa avvocato, la sto finire. invitando ad essere breve come è necessario, perché sta ripetendo più e più volte lo stesso concetto e questo non va bene. Quindi se ha altri aspetti da proporre li esponga, Sì, se è altrimenti stato no. sottoposto a misure di prevenzione patrimoniale. Questa è la domanda, quindi Sì. nel mentre lei fa una richiesta e chiede, fa una domanda al Esatto. test. Allora, c'è una richiesta. Aspettiamo che gli nominiamo l'avvocato. Aspettiamo prima che bisogna ci capire nominiamo. che ruolo ha, prima che lei faccia la concludo domanda. tutto, così dovremmo poi potete definire che rispondere ruolo e ha. apprezzare, è un'opportunità che vi do. Se non volete io farò altre domande successivamente. Allora sull'accezione si pronuncerà il Tribunale, poi riprendo il mio esame Sentiamo normalmente. la procura su questa questione posta dalla difesa. A me pare difficilmente sostenibile che la vittima di un delitto di usura commetta il delitto di riciclaggio nel momento in cui riceve dall'autore del reato di usura del denaro in prestito con tassi usurai e poi investa questo denaro
nei propri bisogni e nelle proprie attività economiche. C'è una fattispecie esplicita dell'usura in danno di chi esercita attività economica che prescinde anche, come dire, dall'approfittamento dello stato di bisogno, e quindi la figura del soggetto che riceve denaro da chi esercita attività di usura per impiegarlo in attività economica è normativamente previsto dal codice. L'idea che questa condotta, cioè essere vittima di un reato, sia inevitabilmente anche reimpiego e riciclaggio, perché sono soldi evidentemente provento di attività illecita, sia se l'usura sia gestita da organizzazioni criminali, sia gestita da un usuraio che ovviamente reinveste nell'attività di usura i profitti della sua attività illecita, significherebbe sostanzialmente dire che tutte le volte in cui c'è il soggetto passivo del diritto di usura, questi commetta, quantomeno dell'usura quella d'attività economica, commetta sempre il riciclaggio. Una interpretazione così irrazionale del sistema normativo impone di ritenere che l'astratta corrispondenza alla fattispecie di riciclaggio non si attaglia all'ipotesi della vittima del reato. Io ho citato la sezione unite, però. Sulla sezione unite, se la Procura vuole interloquire... Allora, il Tribunale respinge la richiesta difensiva rilevando la veste processuale e sostanziale del teste quale vittima del reato di usura e quindi Ma è contestato il reato di usura? non imputabile di riciclaggio il contestato per l'impiego dei proventi di Giovanni Laco, per l'impiego delle somme conseguite attraverso l'usura in attività imprenditoriali, non senza rilevare che il teste faceva riferimento alle somme frutto dell'appropriazione indebita per la quale ha riportato condanna in passato e non alle somme ricevute non è oggetto di questa contestazione. Secondo l'accusa i fatti contestati nel presente procedimento. Possiamo andare avanti? Sì, c'è un problema che non è stato contestato il diritto d'usura in questo processo, fino a prova contraria. Stiamo parlando Avvocato, quindi non c'è replica, lei ha esposto le sue valutazioni, la Procura si è pronunciata, il Tribunale ha preso una decisione, impugnerà l'ordinanza, Avvocato. Su un'indicazione errata. Potrà impugnare l'ordinanza. Io sono molto l'ordinanza. sereno, sto solo chiedendo a questo Presidente, con grande rispetto che credo merito, qui l'intervento della Procura, che mi conferma, è stato col presupposto che ci sia contestato un diritto di usura in questo procedimento a carico di Laco, che non c'è il diritto di usura. Allora di che cosa stiamo parlando? Qui viene in essere una cosa diversa dall'usura, cioè il riempiego del denaro. Quindi il presupposto sul quale si è formato il convincimento di questo nobilissimo collegio è su un'indicazione che non è proprio precisa della Procura. Me lo confermate? Non è contestato il delitto in questo caso di il Tribunale usura. Conosce molto bene che si è parlato oggetto di del usura. giudizio immediato è un'ipotesi di estorsione ai danni di Manattini, e questa è l'oggetto della contestazione in questo procedimento penale. In altro procedimento penale il signor Riccardo Manattini, che poi è sempre lo stesso, quello di provenienza, è persona offesa per il reato di usura. È lo stesso procedimento, il 3546 2010, in quel procedimento c'è un'ipotesi di usura ai danni di Riccardo Manattini. Le ripeto, per il processo che ci occupa ora vi è contestato con il giudizio immediato solo un'ipotesi di estorsione. Quindi la Procura le ha dato non può interrompere mentre parla il PM. Faccia terminare il pubblico ministero. Siamo molto sereni, non credo No, che Avvocato, lei non mi sembra sereno, perché io interrompe di continuo. Ha interrotto il teste, ha interrotto il PM, ha interrotto me. Guardi, quindi la prego di Presidente, fare i con suoi... grande rispetto, Vede, ancora sta interrompendo. Avvocato, ancora sta interrompendo. Non deve interrompere.
E posso rispondere? No, perché non ha finito il pubblico ministero, quindi abbia la cortesia e la buona educazione di far terminare il pubblico ministero. Che aveva terminato. Presidente, adesso visto che abbiamo fatto una replica la rifacciamo. No, la replica che non sarebbe consentita, è anche questo. L'avvocato si prende la parola e parla, e anche questo non va bene. Il problema non è se il reato di usura è contestato in questa sede o no, è se la tesi è stata già esposta così: la vittima di usura riceve il denaro provento di usura e quindi commette riciclaggio. In questo caso abbiamo chiarito che la contestazione di usura esiste in un procedimento collegato ancora in fase di indagini preliminari, sono stati adottati provvedimenti cautelari di natura preventiva per questo reato, quindi esiste una contestazione di usura che, ripeto, non è elemento essenziale ai fini della decisione del Tribunale. Detto questo, io credo che non ci dovremmo ritornare, nel senso che il Tribunale aveva chiarissimo sia qual era l'imputazione di questo processo, sia qual era la tesi giuridica esposta dalla difesa. Ha assunto un provvedimento, secondo me non ci dovremmo ritornare. È chiaro che se la difesa insiste, noi dobbiamo dire che chiediamo che venga nuovamente respinta. La difesa ha terminato o vuole ancora la parola, avvocato? Se posso concludere l'esame. Prego, concludere il controesame. Prima, scusi, precisiamo che tutta l'intera deposizione del test è stata incentrata sulla narrazione di fatti riconducibili al reato di usura in questa o in altra sede contestabili, e quindi in relazione a questo l'ordinanza del Tribunale viene ribadita. Prego, concluda il controesame. Lei è stato mai sottoposto a misure di prevenzione patrimoniale? Confisca da parte di un organo giudiziario? No, che io sappia no. Ricorda un episodio... Scusi, non ho sentito la risposta. Che io sappia no. Che lei sappia no. Prego. Lei ha sostenuto che ci sono stati una fase del suo rapporto con l'apoco Giovanni nel quale lei ha ricevuto delle somme di denaro, giusto? Sì. Queste somme di denaro come le ha utilizzate? Cioè, io per ripagare quello che dovevo pagare. Io non ho mai il denaro per poterlo pagare e aumentava di continuo. A chi doveva pagare questi soldi? Sia a Lacopo che a Lara. A? Lara Ettore. Quindi le prendeva dei soldi che poi restituiva? Assolutamente sì, per pagare. Quando lei si trova che non riesce a pagare a fine mese il capitale più gli interessi, deve cercare di recuperare i soldi per poterlo pagare, solo che così facendo aumentava sempre il debito, no? Quindi lei prendeva dei soldi e li restituiva. E che li prendeva a fare se li doveva restituire? Per restituirli, perché a quel punto lì io speravo di poter riprendere l'attività, di poter lavorare, di poter prendere soldi per poter... dato di fatto è che al signor Lacopo Roberto, io sono andato a Modena diverse volte per chiedere un favore al mio amico per poter pagare e non andare a chiedere sempre soldi dove dovevo pagare, e mi sono stati dati degli assegni che ho già spiegato già nell'udienza, e io ho consegnato al signor Roberto Lacopo e sono stati incassati, quindi vede che io la volontà per pagare e chiudere questa situazione ce l'avevo, non è che non ce l'avessi. Quindi lei non ha mai utilizzato i soldi che riceveva in contante da Lacopo Giovanni per, non so, per la sua attività, esposizione bancaria, per le necessità di famiglia, nulla per questo, li teneva e poi li restituiva? Praticamente mi servivano solo per pagare i debiti, sì. Cioè quali debiti? Quelli con Lacopo? Contratti pagando gli interessi, basta. Tutto lì, io ero arrivato a quel livello lì che dovevo cercare soldi per poter pagare gli interessi. Quindi lei prendeva i soldi e li restituiva, giusto? Certo, assolutamente. Ma c'era un'utilità? Che senso aveva? Non c'è nessuna utilità, c'è la disperazione, caro avvocato, c'è la disperazione di non subire più minacce, di non poter tranquillizzare e protrarsi nel tempo perché non continuano a minacciare i bambini, mia moglie e me stesso, che era la minima cosa, però la mia famiglia.
Quando lei si trova attaccato al cancello un animale squarciato in due, quando si seguiva a Jacopo nel tempo, e quindi non ne aveva nessuna utilità nel prendere questi soldi. Domanda mia, perché l'utilità ce l'avevo. L'utilità ce l'avevo. Ha già risposto, scusate, il test ha già risposto, quindi questa domanda non è ammessa. Va bene, non ho altre domande. Allora, vediamo se ci sono altri difensori che debbono procedere al controesame. A parte i difensori che si riservano di farlo in un secondo momento. Dei presenti oggi ci sono altre, possiamo ritenere che sia stato esaurito il controesame di tutti tranne che per la posizione detta? Nessuno mi risponde, quindi diciamo sì, non ci sono domande in controesame. Presidente, anche la posizione di Calvio per quanto riguarda l'avvocato Gallo ci riserviamo di farlo all'esito. Di farlo in un secondo momento. Sì, ma a parte queste posizioni che avevate già esplicitato la riserva, tutti gli altri non hanno domande in controesame, quindi possiamo considerare esaurito il controesame del test, salvo che per due posizioni per cui la richiameremo ancora una terza volta. Mi dispiace, non sappiamo dirle quando, ma la richiameremo quando arriveranno tutte le trascrizioni dei verbali.